Domani mattina sfileranno davanti a Palazzo Ferrofini insieme ai loro cani guida, un sit-in per dire che non ci stanno ad un possibile ulteriore taglio ai fondi per il sociale. A marzo erano stati stanziati dalla Regione Veneto 100.000 euro per Unione Italiana Ciechi Ipovedenti regionale e per la scuola Triveneta Cani Guida. Questi fondi minacciano di essere tagliati, in realtà lo diamo praticamente per certo, stiamo comunque facendo pressione sul Consiglio regionale, ma non ci illudiamo. Un'altra volta si minaccia di azzerare i fondi per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per l'Ente Nazionale Sordi e anche per la scuola Triveneta dei Cani Guida. Noi questa cosa non la possiamo permettere. Se dovessero concretizzarsi i timori dell'Associazione Italiana Ciechi si rischia, spiega Massimo Vettoretti, di minare il ruolo delle associazioni. L'integrazione delle persone con disabilità visiva e di tutte le altre disabilità passa anche per il ruolo di queste nostre associazioni nel tessuto sociale, e senza di noi una persona rischia di trovarsi assolutamente da sola e priva di sostegno e aiuto per la sua vita e per le sue progettualità future. I fondi per la scuola Triveneta dei Cani Guida rappresenta ossigeno vitale per ciechi e ipovedenti, alla luce dei costi necessari per acquistare e addestrare questi fedeli amici a quattro zampe. Si parte da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 23.000 euro, sono cifre che una persona singola non può assolutamente affrontare. Dalla sua la Regione Veneto, pur comprendendo la preoccupazione delle associazioni, punta il dito contro il governo Renzi. Qui c'è un governo che taglia, che toglie risorse nostre perché sono nostre, che toglie risorse dei veneti ai veneti. Quindi se la devono prendere innanzitutto con chi taglia, non con chi subisce. Dopodiché noi cercheremo di fare con quel poco che c'è rimasto, di dare delle risposte.